Matteo Salvini. Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio, buon ascolto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori dello Spazio Più da Radio Libertà del martedì pomeriggio. Oggi è il 23 dicembre e in questa giornata ho l'impegno di dover fare gli auguri appunto a una persona a me cara che fa gli anni, perché se non glieli faccio attraverso la radio mi dà le mazzate poi quando mi ribecca. Tanti auguri Emanuela e 100 di questi giorni. Ecco, finite questi obblighi, vado a far intervenire il co-conduttore di questa trasmissione, che è Giancarlo Nardozzi, presidente del Goya FENAPI, un'associazione che da più di 15 anni si batte per la difesa e la tutela del lavoro dei venditori ambulanti, con cui ho condiviso tante lotte. E l'abbiamo con noi al telefono. Buongiorno Giancarlo, benvenuto e bentornato fra noi. Buongiorno, ciao Mimmo, buona giornata a tutti, grazie sempre dell'ospitalità. Grazie a te per quello che fai, però appunto oggi non ci sei solo tu di mezzo appunto a essere ringraziato, dobbiamo ringraziare anche un'altra persona che dovremmo stare contattando in questo momento, che è il nostro grande Gilberto. Il Gilberto Marcolin, sì, il rappresentante per il Friuli Venezia Giulia, giusto? Veneto e Friuli. Veneto e Friuli. E allora bisogna precisarla questa cosa, perché anche sul numero che tu mi hai girato, sul contatto che tu mi hai girato, manca l'ultimo numero del suo telefono. Finisce per 5. Veramente? Sì. Mi chiamavi, te lo davo. Beh, io ce l'avevo perché... Te l'ho girato con me, lo chiamo sempre da lì. Però se appunto uno cerca di contattarlo e si fa quel numero lì mi chiamavi, e come l'hai trovato? L'ho trovato su Facebook, siamo amici. Dai. Sono un pochino moderno, lo sono anch'io, che ti credi. Bene. C'è la regista che sta cercando di contattarlo, casomai scrivigli anche tu, può darsi che... Sì. Però appunto ecco io... Ma risponde sempre. Vabbè, poi la facciamo riprovare ancora. Appunto, io ho pensato appunto bene di invitare anche lui oggi, considerato che appunto io mi sono fatto questa scampagnata ieri fino a Venezia per andare ad ammirare quella che è l'opera che Gilberto Marcolino, appunto rappresentante per il Veneto Friuli Venezia Giulia, ha compiuto. Gilberto è riuscito a compiere proprio la sottrazione di una manifestazione commerciale che sembrava che essere sempre che era appannaggio solo di una associazione, è riuscito appunto a prendere, a farsela assegnare a lui, seguendo tutte le norme di legge. Devo fare una piccola precisazione. Chi è riuscito a fare questa operazione però in Italia nei confronti della famigerata associazione che noi praticamente ogni 2x3 critichiamo, perché appunto ha fatto più interessi proprio di qualcuno piuttosto che di tutta la categoria dei venditori ambulanti, quello sono stato io. Perché io a Milano, tanto detto tanto fatto, ricorrendo 2 volte al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, ho preso e sono riuscito a far perdere l'evento all'innominabile, perché appunto qua se lo nomini fioccano subito le denunce, no? Però appunto tanto uno in più, uno in meno, chi se ne frega, infatti. È un problema. Anche perché poi è la pura e semplice verità. Io ho preso e sono riuscito appunto facendo ricorso al TAR, perché appunto assegnavano senza i bandi pubblici legali una cosa o l'altra, sono riuscito a fargliela togliere a lui. Ecco, l'unica cosa che non sono riuscito a fare io è stata quella di prendere e gestirla tutta da me. Cioè io ho fatto il lavoro, poi c'è stato qualcun altro che ci ha goduto, insomma, vabbè, però succede. L'importante è comunque sia, visto che siamo in una... Dipende con che scopo parti, è tutto lì. Uno... gente come noi non lo fa per guadagnare, no? Per cui alla fine ci rimettiamo sempre, anche se conquistiamo le cose, però... Io una cosa l'ho conquistata comunque, dato che io so che come co-conduttore c'ho Federico che si è autonominato lo sparacazzate. Io sono quello invece che appunto
a forza di rompere le palle, qualche cosa ogni tanto riesce a farle. Io godo della soddisfazione di riuscire appunto a rendere giustizia a chi secondo me giustizia non ce l'ha. E appunto nel mondo ambulante a Milano, in Lombardia, ma come un po' dappertutto, c'è poca giustizia in questo senso nei confronti dei lavoratori. L'altro giorno, quando ci siamo sentiti brevemente al telefono io e te, abbiamo appunto parlato di quello che sta accadendo a Roma, cioè del fatto che le concessioni stanno andando tutte a bando, no? Esatto? Esatto. Perché appunto se uno non le fa con la dovuta accortezza, con le dovute modalità, poi rischi appunto di prendere, invece di fare di dare vantaggi alla tua categoria, li prendi a fossi. Un po' quello che... Sai cos'è? Io ho notato una cosa, no? Adesso stavo vedendo i comunicati lì di Roma, no? Sì. Abbiamo parlato con l'associazione di categoria, abbiamo trovato una strada che accontenta tutti qua e là. Secondo me loro hanno capito benissimo, no? Come devono comportarsi sulla spaccatura delle cose, no? Perché quando loro dicono li accontentiamo tutti, in realtà accontentano solo chi vogliono loro, hai capito? Questo è un po' è chi si è messo la pecorina, è il come modo... sta succedendo la direttiva, come sta succedendo su tutto. Giancarlo Nardozzi, questo è il modo, Giancarlo, questo è il modo che abbiamo qua in Italia per mandare avanti le cose, di prendere e scegliere i più deboli, comunque quelli che si sottomettono. Comunque ti devo interrompere perché abbiamo anche con noi Gilberto Marcolin. Benvenuto Gilberto, come va? Ciao, buongiorno a tutti, grazie, buongiorno. Ciao Gil. Sì. Ciao ragazzi, ciao. Io ieri contavo di beccarti, invece mi sei sfuggito per un soffio. Lo sai che sono venuto a Vali, a Rialto. Io sono venuto a Rialto. Era tutto il giorno qua, sono venuto via alle 7 di sera. Ma io sono arrivato lì alle 2:30, mi hanno detto che non c'era. Ho provato a cercarti da una parte, mi sono fatto tutto il mercato da una parte all'altra. Ormai ho fatto appartamento qui a Venezia. Ma dove dormi? Su una gondola o in una... No, torno a casa per fortuna, un'oretta di strada, ma torno a casa. Io ho visto un sacco di gondole parcheggiate. Quando è che il Goia fa il sindacato dove tira dentro anche i gondolieri? Che mica so pochi. Che tu ridi, ma non ci manca mica tanto, sai. No, ma io lo sto dicendo. Adesso stiamo prendendo in mano anche i pubblici esercizi. Ma non c'è mica... Te lo conosci Giancarlo da qualche anno? Come lo conosco io? Sì, qualche anno, sì. E sai che noi non molliamo. Noi pian piano ma arriviamo. Io a fare a Venezia qui ci ho messo 5 anni, però adesso ci sono i draghetti del Goia in centro storico a Venezia. Io infatti avevo fatto delle foto, volevo appunto passare qua alla regia, ma non riesco a trovarle perché appunto... Però tanto per dire, comunque sia, voi avete fatto i filmati, perciò... Sì, li giriamo tutti, abbiamo foto, filmate, abbiamo tutto. No, abbiamo trovato un'amministrazione innanzitutto che capisce le nostre problematiche, che ci avvicina, e abbiamo un rapporto di amicizia totale. Questo solo in Veneto? Abbiamo dovuto scontrarci con gli innominabili e anche qui, però adesso siamo 1-0, perché loro hanno fatto Pasqua e hanno fatto un flop totale. Noi facciamo Natale, abbiamo avuto un successo perché ci sono più banchi di quelli che l'amministrazione si attendeva. Sì, infatti ho visto che è lunghissimo come mercatino. Sì. Cioè... Epifania era previsto, il comune aveva previsto una ventina di bancarelle, siamo già a 35. A Pasqua, perché all'ambulante gli piace lavorare con noi. Perché per prima cosa gli abbiamo dato dignità, perché gli abbiamo dato un posteggio che possono utilizzare. Non sono qui a fare arredamento, sono qui per lavorare. Quindi l'ambulante ha bisogno della sua dignità per lavorare e ce l'hanno. Sono tutti belli, ordinati, puliti. C'è merce anche di qualità. Ho avuto modo di guardarmeli uno per uno, c'è proprio merce anche bella, anzi. Certo, ma l'ambulante di qualità c'è. È la grossa distribuzione che vuole farci scadere. Ma se tu vai in un centro commerciale oggi non trovi un banco del genere. Cioè, qui noi a Venezia abbiamo portato un ragazzo che ti costruisce la scarpa su misura. Cioè tu ti scegli i pellami, la suola,
ti scegli i lacci, le cuciture, ti misura il piede, se ce l'hai uno più grande, te le fa su misura. Sì, l'ho visto, è quello che c'è il banco con praticamente c'hai no, quello che c'hai i cosi, i grembiuli di cuoio, di pelle. Sì, con scritto Venezia. Sì, lui. E anche quello che c'ha una borsa che c'ha diverse sponsorizzazioni. Io quella borsa attaccata al gazebo direi gliela farei togliere. Perché? Però Ma vabbè. guarda che noi abbiamo anche associati in Confcommercio che hanno il nostro draghetto sul banco, perché l'unica condizione sine qua non era quella di mettere il draghetto, altrimenti puoi stare a casa. Perché è il draghetto che ce l'ha fatta aprire a Venezia. Certo. E guarda che 5 anni fa io ho letto una lettera fatta dal Comune di Venezia in cui diceva che le concessioni nel 2019 sarebbero scadute e non più rinnovate. Io infatti il primo banco che ho incrociato poco prima del Ponte del Rialto, che mi sembrava Ponte Vecchio, poi il Ponte Vecchio di Firenze, era tutto pieno di gioiellerie, no? Poco prima di cominciare a salire le scale, appunto per salire questo ponte qua, ho incrociato una signora che aveva pelletteria, borse, una signora con i capelli lunghi, molto molto bellina come signora. Sì. Della Michela. E praticamente ha detto: ma voi siete quegli storici? Noi sì, noi siamo quegli storici, perché erano quelli che rischiavano anche appunto di sparire in pratica, o sbaglio? No, qui 70 famiglie rimanevano a casa senza lavoro. Allora ci siamo messi giù pian piano. Naturalmente le innominabili hanno cercato in tutte le maniere di metterci i bastoni tra le ruote, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Beh, e questo è l'importante, perché d'altronde noi siamo... Pensa che gli hanno mandato un messaggio all'assessore che parlavano di un banco e sicuramente era un abusivo che poi è sparito. Abbiamo visto un banco vicino al Ponte di Rialto imbarazzante, no? Proprio per cercare di sminuire il lavoro che facciamo, no? Sì, ma loro hanno fatto Pasqua. Sono vergognosi. Qualcuno di imbarazzante sono proprio loro. Ma guarda, hanno messo dei banchetti per un ambulante, quindi sappiamo di chi stiamo parlando, di gente che va fuori con metrature. Gli ha fatto pagare 530 euro più IVA un banchetto che è grande 2 per 1. Cioè, vuol dire che non capisci niente di quello che stai facendo. Ma in realtà proprio non capisci. Tu vuoi far parte di una categoria, vuoi rappresentare una categoria, non ti rendi neanche conto di cosa questa categoria fa di mestiere. È lì l'errore, l'errore generale che non si rendono conto alcuni dei nostri colleghi, è che si fanno rappresentare da chi non ha nemmeno idea di cosa facciamo noi per vivere. Beh, io e Giancarlo qualcosa ne sappiamo, vero Giancarlo? Sì, ma io parlo... Io ho il mio nonno che è partito col cavallo le prime volte, andava via col cavallo, col banchetto, per capirci, quindi siamo dentro il settore. Io ti frego in questo, Giancarlo, io ti frego, perché io nel 1973, nei giorni dell'austerity, mi feci la fiera di Sant'Ambrogio, quella degli Obei, andando da casa mia fino a Sant'Ambrogio, proprio avevo il posto lì vicino alla Basilica, con un carretto con la bicicletta, a pedali. Capito? Sai che una volta c'erano quei carrettini, generalmente qua a Milano erano quasi tutti verdi. Ragazzi, a me dispiace, ma mi devo lasciare perché qui dobbiamo cercare di sistemare le cose perché dicono che venga bruttissimo. Allora non scherziamo. Allora prima il dovere, vai Giancarlo. Poi il piacere. Vi ringrazio, saluto tutti. Ciao ragazzi. Ciao Gilles. Ciao. In effetti io ieri, mentre passeggiavo per Venezia, ogni tanto vedevo degli accrocchi di legno con profili metallici e cose varie, e dicevo: che sono? Li scambiavo per banchi, e invece alla fine stamattina mi sono svegliato e mi si è accesa la lampadina. Quelle sono le passerelle che mettono a Venezia quando c'è l'acqua alta. Però l'ho realizzato stamattina dopo una ricca dormita, perché la giornata di ieri per me è stata... tardi che mai. Infatti, sì, significa che il cervello ancora riusciamo a farlo funzionare. Più o meno, dai. Guarda, inizia a vecchiare pure io, mi dimentico le cose, porco Giuda. Potremmo fare una casa di ricovero per anziani ambulanti. Per gli ambulanti.
perché non Ma tutti, sì, dai. non tutti hanno poi la fortuna di... Pensare che abbiamo il lavoro più bello del mondo, non siamo capaci neanche di difenderlo, guarda, è una rabbia io per questo. Senti, ma come prossimi passi, perché appunto Gilberto ci ha parlato appunto di Pasqua, perché appunto in Sì. pratica l'obiettivo è quello di fare anche la Pasqua, ma invece a livello di sostegno della categoria, in maniera che appunto nessuno perda le concessioni, perché sempre qua in Italia succede le cose che succedono così, accadono così, se lo fa un comune, appresso ci vanno anche tutti gli altri. Qualche... Io sai cos'è? Che loro hanno capito benissimo, no? Di farlo un po' per volta, così se si diciamo ribella uno, gli altri 99 non si ribellano, no? perché di tanto ha toccato quell'altro e non me, cioè, Esatto, la hai solita... capito? Tanto a me non succede mai, ci provassero, dai, mai sentite queste battute? Fa voglia. Io Sì, guai se vengono, faccio, dico qua e là, e quelli sono stati i primi a rimanere senza lavoro. Purtroppo se non iniziamo realmente a a difendere il nostro lavoro, facciamo la fine. farlo, intanto guarda, il primo passaggio secondo me è proprio quello di mandare a casa le confederazioni, certo, ma non mandarle a casa e devono chiudere, io non ho interesse di far chiudere nessuno, però devono lasciare gli ambulanti perché hanno fatto solo i disastri. Oh ragazzi, ma l'anno scorso c'era l'innominabile, come lo chiamate voi, ma io non ho problemi a dire il presidente della FIBA nazionale che faceva salti a destra a manca di contentezza, che aveva salvato gli ambulanti qua e là, ma c'è mezzo comparto, se non di più, che non ha i rinnovi, non ha. E quei pochi che stanno facendo, li stanno facendo con la legge voluta da noi, perché avevano già iniziato a fare le procedure, perché altrimenti non si poteva. Cioè, il problema nostro è che questi ancora parlano, e l'altro problema è che noi non abbiamo il coraggio di stare zitti. Questo è il problema. Allora, quando la categoria capirà questo, ma poi si vendono, io ho visto gente adesso, amici che andavamo a combattere insieme le stesse cose, vanno nell'ASPOM, vanno nella FIBA, a che pro? Io guarda, io lo sai che scusami se mi saldo un pochettino, no? Perché lo sai che la patisco io sta cosa. Fallo, questa è la trasmissione delle incazzature. No, ma a me, guarda, non è possibile, Mimmo, che noi abbiamo le licenze, il nostro lavoro, i nostri sacrifici, ci siamo comprati. Io lo so solo io i salti mortali che ho fatto per comprarmi le mie licenze, e i miei colleghi so cosa hanno fatto. Eppure non capiamo, quando tu ancora adesso a distanza di 14 anni, nonostante che ormai il Goya è un'associazione maggiormente rappresentativa in tante città, tra cui Torino, che è una città importante per i mercati, eppure nonostante tutto, nonostante che ho una certa credibilità perché ce l'ho, nonostante che gli dici le cose come stanno, eppure fanno, ma tanto i mercati sono finiti, tanto... noi figurati se me la vengono a levare, intanto te l'abbiamo salvata noi fino a ieri, hai capito? Cioè, questo è il popolo ambulante, deve iniziare a capire intanto che siamo una potenza se andiamo tutti nella stessa direzione e non dobbiamo avere paura di niente, ascoltare nessuno per proprio la massa che abbiamo per poter dire la nostra, e poi devono iniziare a capire che o difendono il proprio lavoro, se no, nonostante che gli arrivano tutti i giorni degli input, guarda i balneari ormai sono appesi, li hanno scassati anno per anno, come stanno facendo con i mercati, anno per anno li scassano fino a che non rimane più niente, si prendono tutto, si pappano tutto, cioè, capito? Cioè, questo è il nostro problema, Mimmo. Lo so, questo è un problema che noi appunto ripetiamo da anni, sono anni che noi praticamente ci sgoliamo a cercare appunto di risvegliare i nostri colleghi, ma questo non accade. Quando mi dicono dobbiamo fare la rivoluzione, io dico semplicemente andiamo, qual è il problema? Andiamo. Hai capito? Che poi invece basta solamente prendere e fare quelle che sono le giuste opposizioni, perché io la prima volta che feci perdere il mercatino del Duomo al presidente della FIBA, perché a lui glielo feci perdere, praticamente io usai la legge. La legge esiste, basta conoscerla
e utilizzarla, se non è questi parlano senza aver più titolo, Mimmo. Guarda, io adesso non voglio dire a livello al di fuori dell'ambulantato, però anche se so benissimo, adesso noi si stanno avvicinando tanti del commercio fisso e non hanno più nessuno, eppure hanno una forza talmente radicata politica che c'è ancora qualcuno che gli dà retta. Più che una forza radicata politica, è una forza economica radicata, e poi comunque anche perché sì, loro... Io intanto inizierei ad andare a rivedere un po' tutto il sistema tesseramento, perché io sono convinto che non hanno tutte queste tessere che dicono di avere. Noi adesso con la FENAPI stiamo cercando di fare la cavalcata dentro il CNEL, se ci riusciamo, è tanta roba, ma lo faccio perché sono obbligato a farlo, perché io sono convinto di una cosa: se cambiasse la legislatura e direbbero votiamoci noi il sindacato che ci deve rappresentare, io sono convinto, ma ci metto la mano sul fuoco, a parte qualche posto dove ci sono i loro che magari lavorano anche bene, perché ho conosciuto anche brava gente, anche se sono in un posto sbagliato, però sono convinto di una cosa, Mimmo, che loro spariscono. Se noi andiamo a dire votiamoci il nostro sindacato, ma spariscono tutti, sia i chiacchieroni che quelli vecchi, io sono sicuro. Ne sono sicuro anch'io, però dato che l'ambulante è un lavoratore che ha bisogno di lavorare... Tu pensa che anche già solo qua a Torino abbiamo scoperto che poi abbiamo scoperto, me l'hanno detto, cioè non è che l'Ascom ai battitori fa pagare la tessera senza che loro lo sanno, gli fanno il contrino senza che loro lo sanno. Io dico almeno diglielo, no? Cioè, non è che Giancarlo Nardozzi. Allora se andiamo avanti così siamo tutti capaci di essere rappresentati. A me entra una clienta davanti al banco e dico: ti faccio un po' di sconti di 10 euro, me la firmi la tessera. Facciamo così, hai capito? Giancarlo, Ma non è una rappresentanza quella. Giancarlo, ti posso dire una cosa: il più, quando era sgangheratissimo perché c'erano pochissimi iscritti, però c'era un presidente che era un avvocato matrimonialista, ma però si interessava anche di queste cose qua, si chiamava Filippo Capozzo. La prima azione che fece fu quella dell'accertamento dell'effettiva iscrizione tramite l'INPS al sindacato. Scoprì che c'era un sacco di farsi. Partì una campagna appunto di denuncia e abbiamo ricevuto un sacco di contatti. Tante persone ci hanno contattato per chiederci che cosa volevamo per smettere con questo, con questa cosa. Quello è un passo, insomma, anche perché appunto noi abbiamo gente che si è messa a fare sindacato per poi ottenere l'incarico al CNEL o le camere di commercio. Di commercio, tu guarda, io a tante persone conoscevo, sai cosa gli ho detto semplicemente? Ho detto: spero solo che ne valga la pena, perché sennò una gran figura di merda, no? Ascolta Giancarlo, mo mancano però sai cos'è? Posso dirti una cosa, dopo che te la dico io, perché adesso siamo quasi alla fine del primo tempo, però io prima di passare la parola alla regista e alla pubblicità voglio appunto parlare della cantina Vecia Carbonera, che sta a Venezia, sta proprio alla fine della fiera del Goia, alla fine del mercatino natalizio del Goia. Passate, c'è un ponticello, dall'altra parte del ponticello ci sta questo locale che è il Rio Terra della Maddalena. Mi perdoneranno perché l'accento veneto non mi appartiene proprio, ecco. In questo posto io ieri, dopo che ho fatto il giro, mi sono fermato per delle necessità e poi anche per mangiare qualcosa. Io penso che se tutti quelli che passano per visitare il mercatino natalizio appunto del Goia ci vanno, troveranno appunto una bella accoglienza e anche dei piatti di ristoro, insomma, molto accattivanti. E penso che appunto tanti degli espositori degli ambulanti che appunto hanno composto il mercatino natalizio del Duomo già ci vanno, anche perché c'è tutto, c'è un bel ambiente grande, c'è il bagno bello pulito, poi comunque ci sono un sacco di cose carine, buone da mangiare. Ecco, io la mia marchetta a gratis anche oggi l'ho fatta. Andate tutti alla Vecia Carbonera. Va bene. Ascolta, mo ci interrompiamo perché abbiamo la pubblicità e dopo riprendiamo. Pubblicità. Ciao.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Rieccoci qua, è sempre lo spazio più da Radio Libertà. Chi vuole chiamare può chiamare la diretta allo 02 92 94 72 22. Io sono al telefono con Giancarlo Nardozzi, che è il presidente nazionale del Goia FENAPI, quel sindacato che appunto si occupa di difendere i deboli, e i deboli in questo caso sono i venditori ambulanti, che però saranno deboli dal punto di vista dell'ascolto da parte di certa politica, però invece nel loro lavoro sono bravissimi. Io infatti ieri mi sono guardato banco dopo banco e ho trovato veramente un sacco di roba bella. Avevo trovato anche degli indumenti fatti con lino e canapa, prodotti proprio molto belli. Mi ero ripromesso di comprarmene uno, però sarei dovuto tornare indietro, invece avevo i piedi lessi e ho scelto di invece andare appunto in stazione e ritornare a Milano. Comunque appunto ho visto un sacco di banchi veramente belli, con tanta gente motivata a lavorare e tanto interesse anche da parte dei clienti. Insomma, c'è da dire una cosa, che Venezia è una città impestata di turisti. C'erano turisti ogni dove, cioè dove ti voltavi c'era tantissima gente. Quanta gente. Che è quella che serve a noi, a noi di questo settore serve la gente. Mi dice la regista che abbiamo con noi anche Federico, gli facciamo fare un piccolo saluto perché poi dopo lui è impegnato in tante altre cose. Buongiorno Federico, come va? Buonasera Mimmo, tutto bene, grazie. Tutto a posto? Tutto? Sì. Io ho appena finito di parlare di Venezia. Quando stavo tornando da Venezia ieri mi sono fermato un attimo, il treno si è fermato un attimo a Vicenza, mi era venuta quasi la voglia di scendere e andare a trovare il nostro comune amico Nicolò Naclerio per vedere come andava, perché Nicolò Naclerio, che è il consigliere comunale più votato di Fratelli d'Italia a Vicenza, ogni 2 per 3 sta alle prese a combattere con la piccola criminalità, gli spacciatori, tutti i soliti le baby gang. È una cosa che non ho visto invece a Venezia. Sta con noi Giancarlo Nardozzi. Sì. Una cosa che non ho visto a Venezia sono le baby gang. Lì c'era tutta gente. Non sanno nuotare. Tu dici che li buttano nel canale? Sì. Non sanno nuotare, non sanno. Qua si sono uniti centri sociali, Maranza, insomma, c'è un bel casino. Stiamo facendo per la scatasura, per il centro sociale sgomberato. Sì, che non sapevo neanche dove era io. Però devo dire che casino ne fanno, Giuda. Pensa, e noi per prendere una licenza non siamo
neanche a guardare. No. Dicevi, Federico, che quelli stanno lì da 30 anni che fanno casino a Torino, quelli di Ascatasuna. 30 anni, ma da sempre. Ma sono organizzati, sono insomma. Io non lo dico con ammirazione, sia ben chiaro, perché non è il mio genere di idealismo, però casino ne fanno parecchio. No, a me dispiace quasi, perché loro da 30 anni fanno quello che vogliono, però si sono accorti del problema, tra virgolette, quando sono andati in gita nel giornale della famiglia Agnelli. Prima di andarsi a fare questa gita alla stampa, Ascatasuna era quasi un asset, almeno per il sindaco di Torino, era una cosa buona, positiva, tant'è vero che aveva fatto anche un accordo di concessione dell'immobile. Poi hanno avuto la cattiva idea di andarsi a fare questa gita qua nel giornale della famiglia Agnelli Elkann, e sono stati sfrattati in 448. Questo fa pensare tante cose, che finché toccano noi, gente comune normale, ognuno è libero di fare quello che vuole. Poi appena toccano invece il giornale del padrone, la famiglia più importante di Torino e d'Italia, le cose cambiano. Federico, che stai cercando di provocare l'input per fare prendere e sbaraccare anche tutti gli ambulanti di Nardozzi a Torino? No, è vero, scusami, è proprio una cosa, è un'ingiustizia impressionante, secondo me, perché tantissime attività, tantissime persone a Torino hanno avuto danni da questi soggetti, tantissime forze dell'ordine ferite, hanno anche intervistato un giornalista a TG4 che ha quasi perso la vista grazie ai fenomeni di Ascatasuna. Tutto a posto, tutto tranquillo. Poi vanno a farsi la gita alla stampa, il quotidiano della famiglia Agnelli Elkann, e guarda caso in 448 vengono sgomberati. Mi dispiace, però insomma il tempismo è sospetto. Tu che ne pensi, Giancarlo? Voi non avete subito... Le cose sono fermate subito, non all'occasione. Questo, cosa ti devo dire? Ha ragione. E che a livello poi di tranquillità, cioè se scoppiano i casini a Torino, poi ne risente anche quella che è l'attività lavorativa delle persone Lì che a tu Porta rappresenti. Palazzo, per esempio, ogni settimana c'è una manifestazione, cioè, ogni settimana. Sai che disturbo che dà al lavoro? È una cosa esagerata. Però voglio dire, no, se non potevano stare, non ci potevano stare già da 10-15 anni, non da adesso. Non che in colpo si ricordano che ci sono i centri sociali lì dentro. E allora, come dice Federico, a pensar male si fa peccato. No, ma ha ragione. In verità, io come si dice? Sai cos'è? Diciamo che qua è un po' tutto così, no? Tu guarda anche la luce, quello che sta succedendo qua, no? Per la luce. Sì. Un buco da 900.000 euro, nessuno se n'è accorto, non toccava a noi controllare, non toccava a noi qua, e alla fine rischiamo. E poi cosa hanno fatto? Hanno addebitato a tutti gli ambulanti i debiti di tutti, hai capito? Qua il mondo funziona all'incontrario, funziona. Giancarlo, non dire così, perché noi abbiamo un generale onorevole nella Lega che sul mondo al contrario ci ha fatto un sacco di soldi, ha venduto un botto di libri, è stato pure eletto, insomma dovremmo scrivere qualcosa anche noi, sperando di ottenere... Se ha preso mezzo milione di voti, ha venduto un sacco di copie, forse tutto questo torto non ce l'ha. No, ma infatti, Federico, calcola che io e Giancarlo sono 15 anni che ci scoliamo a prendere, a dare certe indicazioni per la protezione del lavoro. Noi torto non l'abbiamo, solo che ahimè non abbiamo l'ascolto che ci ha avuto Vannacci. Giancarlo, ma tanto visto che oggi sono il tipo che butta benzina sul fuoco, volevo sapere da voi imprenditori, chi nel caso tuo nel passato, come Giancarlo nel presente e tutte le persone che difende, cosa ne pensate del fatto che mentre alle piccole partite viene chiesto fino all'ultimo tassa, fino all'ultimo centesimo per lavorare, insomma, per avere le concessioni, per il famoso DURC, e chi ne ha chi ne mette, invece Amazon da 3 miliardi di euro di tasse su Facebook, Federico, che ma sai cos'è? Cosa vuoi che ne pensi? Che è uno schifo, no? Ma la cosa che mi fa più rabbia sono i colleghi stessi, i piccoli imprenditori stessi, no? Che sono stati rovinati dai colossi
gli buttano in faccia il discorso che loro possono e noi no, e tutti zitti continuiamo a farcelo fare. E questo è il nostro problema, ragazzi. Io sono arrabbiatissimo per questa cosa, altro che balle. Sì, perché essere esentati è un vantaggio, o quasi un vantaggio competitivo irraggiungibile. Ma noi non facciamo uno scontrino, ci ritroviamo dentro Equitalia che ci minacciano la casa, ci bloccano i conti. Ma di cosa stiamo parlando? E comunque, per esempio, le tasse ci costringono a pagarle. Ci sono certi potenti economici che le tasse in Italia non le hanno mai pagate e non le pagheranno mai, perché loro possono tranquillamente... Ci sono debiti di miliardi inesigibili dentro Equitalia, che adesso si chiama Agenzia delle Entrate, ma hanno fatto come fanno i supermercati, li cambiano i nomi, no? Certo. Però quello per giustificare i costi che ci mettono a noi, no? Perché comunque una massa così debitoria ha dei costi pazzeschi dentro per i cittadini. I cittadini non si rendono conto che stanno pagando per tenere i debiti. Questa è una cosa che secondo me andrebbe fatta mettere in luce. Certo. Niente, ci dobbiamo incontrare e discutere un attimino quello che sono le strategie future, perché qua non è possibile che noi continuiamo a subire tutto quanto. Dobbiamo iniziare a lavorare su tutti, Mimmo. Bisogna iniziare a lavorare sugli ambulanti, sui commercianti, sui cittadini, però è un lavoro certosino e anche lungo da fare. Certo. Però io sono pronto, cioè per me non è un problema, se vogliamo farlo. Giancarlo Nardozzi, io ti ringrazio e fammi fare l'ultima sponsorizzazione, l'ultima marchetta commerciale a gratis, perché lo sto facendo a gratis, perché ieri ho mangiato là, ho bevuto e ho pagato. Ripeto, vicino al mercatino natalizio del Goya Fenapi, dice, dove appunto troverete tutti questi gazebi, sono tantissimi gazebi, tutti quanti col draghetto del Goya Fenapi, ci sta la cantina Vecia Carbonera. Lo sto dicendo anche perché appunto considerato... Mi è piaciuta proprio, Sì, e mi è piaciuta molto, sì, perché ho mangiato molto bene e soprattutto bevuto meglio. Perciò tutti quelli che passano per Venezia ci passassero a fare una visita e dicano appunto che il consiglio l'hanno avuto da Mimmo di Radio Libertà, perché così facciamo anche un po' di pubblicità alla radio, che questa radio che ci ospita da oltre 2 decenni, insomma, ci dà modo appunto di spiegare ai più quelle che sono le problematiche del lavoro dei lavoratori, insomma. Grazie Giancarlo. Grazie a te Mimmo, dai, troviamoci un attimino, studiamo questa strategia, io ci sono. Grazie Giancarlo. E magari che quelli che ci ascoltano magari ci possono tornare a credere anche loro, vediamo un po'. Perché combattere è un destino, no? Il nostro destino è combattere e noi siamo qua a combattere in ogni momento. Dovevamo nascere così, va bene lo stesso. Grazie Giancarlo Nardozzi. Ciao Mimmo, un abbraccione, grazie di tutto sempre. Figurati, è un piacere. Ciao. Federico, allora Vicenza com'è la questione? No, a me dispiace buttare benzina sul fuoco, però è giusto ricordare ai nostri ascoltatori, no? C'è a chi viene chiesto fino all'ultimo centesimo, c'è chi invece, se l'interesse è grosso, grande e grosso, può scegliere se le tasse pagarle o no, può pagarle o no. Questa è una cosa che non deve esistere. Siamo tutti uguali davanti alla legge e anche davanti al fisco. Sì, davanti a Dio siamo uguali davanti a Dio, Federico, non davanti alla legge. Lo so benissimo, però insomma in un paese normale tutti dovrebbero pagare le tasse secondo le loro possibilità. Non è possibile che chi è già grande e grosso e già parte avvantaggiato per un sacco di motivi sia pure, insomma, decida pure le tasse che deve e non deve pagare. Cioè questa è una cosa che non può esistere. Anche quando a tutte le famiglie vengono chiesti sforzi su sforzi per far quadrare il bilancio, per armare l'Ucraina, per rientrare nel deficit europeo, sono cose che non esistono davvero. Oggi sentivo Radio Radicale mentre venivo qua in radio e c'era un tizio del PD che appunto in pratica diceva che quella che la Salvini con la Lega, la posizione che Salvini con la Lega ha assunto è tutta una finzione, perché tanto poi
gira e rigira alla Ucraina, i soldi che sono stati chiesti verranno dati, mentre invece non viene dato non è vero, nessun aiuto Ciro, sembra che la Lega è riuscita a bloccare il pacchetto, comunque in ritardo di mesi e mesi. Ma dicono che è dicono che è una mossa strategica. Mimmo, e sembra che appunto la Lega si sia impuntata e il governo insomma sia costretto a fare come dice la Lega, che non verranno più inviate armi offensive, ma proprio il minimo indispensabile. Quindi vuol dire che quando si impuntano i piedi, anche se sei il partito ottenere si può della coalizione, le cose le ottieni. Attenzione, non lo dico io, lo dice il Corriere della Sera Repubblica, questo che la Lega ha messo, come si chiama, sotto scacco la Meloni. Se ce l'hanno fatta davvero hanno fatto bene. Io voglio salutare anche Claudio Borghi, che è uno degli artefici, il senatore Claudio Borghi, nonché professore alla Cattolica. Sì, che è quello che ha dato notizia dei lingotti d'oro detenuti, custoditi nei cavò della Banca d'Italia, appunto, su questi lingotti sono calati gli occhi e l'attenzione di tante altre nazioni che ne hanno anche di meno. Insomma, una cosa strana, noi siamo terzi in quanto a possessori di oro, non ci si crede, si potrebbe dire. Nella mia Mappetiville si dice non ci si crede, giusto? È un idioma molto... Sì, ma questo era un paese meraviglioso prima che imponessero l'euro, no? Che la Francia imponesse l'euro. Io ricordo che il presidente Mitterrand è un'invenzione della massoneria francese, l'euro, perché l'euro doveva essere l'inizio di un superstato europeo. Poi invece, proprio a causa dell'opposizione dei vari popoli europei, di partiti come la Lega, non si è ancora arrivati al superstato europeo comandato dalla supermassoneria europea. La storia è proprio quella, andatevela a vedere. Era un ricatto alla Germania che, insomma, la Francia diceva: se volete la Germania unita dovete accettare l'euro. François Mitterrand. Che peraltro pagammo noi la riunificazione, perché me lo ricordo ancora. La Germania, attenzione, la Germania ha detto invece: noi entriamo nell'euro solo e soltanto se ci entra anche l'Italia, perché qualcuno deve pagare. A Parigi già stappavano bottiglie di champagne e in effetti hanno devastato un paese, ma non solo un paese, hanno devastato un continente con questa moneta idiota e se ne stanno accorgendo finalmente. Il problema è che forse è troppo tardi. Sai cosa il disastro è già stato fatto. Federico, sai cosa ho letto io? Che praticamente questa opposizione e i risultati che la Lega ha ottenuto sono stati tutta una manfrina, perché tanto dice non li fanno passare oggi le cose, praticamente i benefici a favore del popolo, della gente debole, non li fanno passare oggi, perché fra un anno, quando saremo in campagna elettorale scatenata, allora lì tireranno fuori i soldi che ora non vogliono, perché c'è stato questo esponente del Partito Democratico, un senatore che appunto ne ha dette veramente di ogni, e a supporto di questa tesi c'era quanto scritto ieri sulla Stampa. Io ieri mi sono letto la Stampa. Il solito giornale, potrei dire. Praticamente c'erano anche l'imprenditore greco che sta per comprarsela, il signor Kyriakos. Insomma, io praticamente il libero mercato, è bello che per una volta il libero mercato lo provino anche loro sulla loro pelle. Sì. Ecco, brutto da dire, ci hanno imposto Draghi, ci hanno fatto insomma entrare le pillole amare non dalla bocca ma da un altro buco. Quelle erano le supposte, non erano le pillole, Federico. Siamo capiti, Mimmo, e ora è bello che la ruota gira e tocca a loro. A me dispiace che questo governo non ha tagliato i contributi all'editoria, io l'avrei fatto, perché se un giornale non vende copie è giusto che Federico anche che sia soggetto al libero mercato. Federico non solo non ha tagliato i fondi all'editoria, ma per esempio ha dato tutto quello che Confindustria chiedeva, perché sulla Stampa di ieri sai che mettono le foto dei personaggi con la freccetta che sale se è positivo o meno se è negativa come cosa. La freccia più sparata in alto era quella del presidente di Confindustria, che in fondo ha ottenuto tutto quello che chiedeva. Il problema poi appunto invece dei poveretti che hanno bisogno di visite mediche, specialistiche, di medicine particolari che poi costano un botto di soldi, oppure non hanno il mangiare da dare ai figli e ai bambini, però dicono vabbè tanto... attenzione, là è stato fatto, guarda, qua sparano a zero. Io voglio ricordare che non per niente c'era scritto sulla Stampa, c'era scritto. Sì, vabbè, Conte e Draghi hanno lasciato un paese sull'orlo del baratro.
con indebitamento galoppante e l'8% di indebitamento, cioè di deficit, l'8% del PIL. Nemmeno quando c'era Craxi al governo c'era l'8% di deficit. Quindi il governo ha fatto un miracolo, ha riportato l'Italia in sicurezza, e questo è riconosciuto da tutto il mondo, questo andava fatto, è giusto, però ha anche aumentato gli assegni per i bambini, per le famiglie, come si chiama? Chi ha una casa da quest'anno in poi non se la vedrà più, non si vedrà più penalizzato nel calcolo dell'ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, che permette di avere molti benefici, di accedere a welfare, soprattutto cioè a welfare, allo stato sociale, le misure sociali per le famiglie. Il governo si è mosso molto bene dal punto di vista della famiglia, e questo va ricordato. Prima non c'era quasi niente. Il problema è che appunto è stato ereditato un paese nel disastro. Questi hanno lasciato appunto il paese rotto, scassato, per dire chiunque venga dopo non deve fare nulla, e ancora oggi comunque ci dobbiamo pagare il 38% di debito in più lasciato dal governo Conte, con tutta una serie di misure, tra cui banchi a rotelle, che hanno letteralmente sfasciato il bilancio dello Stato. Ha fatto più danni questo governo che i governi della Prima Repubblica, gli anni 80, che invece tanto benessere avevano fatto. Il problema appunto è che continuano a dire invece il contrario, e praticamente continuano a dire che non si dà, anzi quel poco che si fa grazie ai soldi del PNRR, che non è produzione di questo governo. Io so solamente una cosa: a me frega cazzi, passatemi questo francesismo, dei soldi che arrivano dal PNR anziché da altre cose. Io sto alla realtà delle cose. Io che giro negozi e mercati, o comunque ho a che fare appunto anche con lavoratori dipendenti che fanno lavori veramente duri, questi fanno fatica ad andare avanti. Ho letto un post pubblicato l'altro giorno da un tuo ex collega che è in pensione, che diceva che per esempio nel settore, stiamo parlando del settore giustizia, nel carcere di San Quirico a Monza, gli agenti della polizia penitenziaria si devono comprare le scarpe, gli anfibi, perché non glieli passa l'amministrazione, non ci sono soldi. Mi fa piacere che questo signore se ne sia accorto ora di questo, perché è da un ventennio che va avanti così. E non è mai troppo tardi, Federico, tu il maestro già... 11 anni di governi non eletti da nessuno, di austerità gratuita, con questi giornali La Stampa e Repubblica che scrivono fate presto. Io ricordo, io non dimentico che sono sempre quelli che sono le persone che hanno acceso l'incendio, che pretendono che gli venga pagata l'acqua per spegnerlo, in verità continuano a buttare benzina sull'incendio. Cioè attenzione, questi sono davvero i padroni del discorso, loro fanno i danni e poi si presentano come le persone che i problemi li risolvono, ma sono sempre gli stessi. Io ho sorriso ieri leggendo questa cosa, appunto a Monza gli agenti sono costretti a comprarsi gli anfibi perché non glieli passa. Io sta storia l'ho già sentita, anzi l'ho vista proprio vivere da qualcuno a me vicino, che praticamente si è dovuto ha comprato degli anfibi taroccati perché lui non aveva diritto. Ci fu uno che appunto disse: se vuoi gli anfibi ti devi iscrivere al mio sindacato. Questo appunto mi fu raccontato a me. E evidentemente l'Italia è un paese che funziona in questa maniera. Sì. Poi vabbè, lasciamo stare perché sennò mi becco la diffamazione a mezzo stampa. Mica abbiamo fatto nomi, nomi. Mi taccio. Va bene. Però insomma c'è un certo modo di fare sindacato che fa male. Spesso e volentieri sono proprio i sindacati confederali che danno il cattivo esempio, mi dispiace dire. Non a caso poi nascono sindacati autonomi come il PIO, il Goia o il SINAP del nostro amico Antonio Fellone, che agiscono diversamente. Questo va ricordato, ecco, l'autonomia a livello sindacale è una cosa molto importante. Certo, perché l'importante quando uno fa sindacato è fare i fatti e fare veramente quello per cui siamo demandati dallo statuto che ci... Ma soprattutto è importante difendere i lavoratori e non strumentalizzarli per fare politica, come invece in Italia si fa. E così la gente perde fiducia, se ne va, e così abbiamo i lavoratori meno pagati d'Europa, eccetera, eccetera. E poi si svegliano, ci vuole il salario minimo. Intanto chissà chi ha firmato molti contratti porcate, chissà chi ha permesso 1000 tipi di contratti diversi depositati al CNEL, quando questi sindacati confederali hanno
uffici legali immensi, potrebbero fare ricorso, andare anche davanti alla Corte Costituzionale e chiedere se è legale una cosa del genere. Vi dico io come finirebbe: verrebbe immediatamente cassato tutto. Intanto però si ricordano di fare sindacato certi sindacati solo quando c'è il governo che non è amico. E comunque poi prima di febbraio, che è il mese dei tesseramenti. Ottobre, ok, sì, pensavo che ero rimasto a febbraio. Federico, siamo alle 15:54. Io volevo ricordare una cosa: c'è il figlio di un artigiano che tra un po' viene alla luce, il figlio di un falegname di Nazareth. Mi emoziona sempre dirlo. Se evidentemente lassù qualcuno si ha deciso di far nascere il Salvatore in una famiglia di partite IVA, qualche motivo ce l'avrà avuto, ricordiamolo questo. Sì, era per sfuggire ad Erode, a quel carognone di Erode. No, però voglio salutare tutte le partite IVA e tutti gli artigiani, e poi voglio salutare quello che è un mio amico artigiano, un artigiano del pane, che è il fornaio di Cologno, Viale Lombardia 47, molto facile da raggiungere. C'è il nostro amico Marun, che è cristiano anche lui, è un panettiere fenomenale, pizzette, dolci, davvero è un mastro artigiano. L'artigiano c'è anche nel pane. Andare nei negozietti, nelle attività piccole che rendono vive le nostre città, e non sempre nella grande distribuzione organizzata, dove prendono la pasta congelata, la mettono in forno e la vendono come fosse pane. Insomma, è una bella differenza. Tornate nei negozi del vicinato, è una cosa che va anche contro un certo sistema che ci vuole tutti omologati, anche nel mangiare il pane. Ecco, riscoprite le tradizioni, la varietà, riscoprite l'artigianato, ne vale la pena. Grazie Federico, a te la chiusura, dai. No, la chiudi tu, Mimmo, io ho già chiuso. Tu pure dovresti lavorare alla Stampa o Repubblica, Mimmo, perché come vendi tu le pastiglie, che dalla bocca invece le fa finire in un altro posto, non le vende nessuno. Vabbè, su qualche cosa la vita mi avrà anche insegnato. Grazie a tutte e a tutti per l'ascolto, e rimanete su Radio Libertà. Di buon Natale, fenomeno, fai auguri di buon Natale, fa la chiusura e non fai il buon se Natale, qualcuno dai. Non è cristiano poi si offende. Glielo fai lo stesso, non è vero. Buon Natale a tutte e a tutti. Anche a Emma Bonino, che non gli piace, gli facciamo lo stesso, di buon Natale. Soprattutto anche a Emma Bonino, a tutti quanti, a tutte le persone buone e impegnate per il prossimo. Grazie a tutti e buon proseguimento su Radio Libertà. Avete ascoltato Spazio Più.